giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nel consueto spazio riservato all'informazione rigorosamente in diretta. È tempo di ripartenza, restano alcune questioni spinose come quella che interessa tutto il comparto del trasporto pubblico, se ne è parlato ampiamente proprio ieri nel corso della conferenza stampa in Regione. Regione impegnata per sciogliere l'ultimo nodo che rimane ancora al momento bloccato ed è quello che riguarda i centri estivi per i bambini della fascia d'età 0-3 anni. Inizieremo a lavorare alla nuova ordinanza da domani, annuncia il governatore Zaia. Noi abbiamo approvato come regioni le linee guida, però tutt'oggi il governo non ci ha dato alcuna approvazione. In attesa di una risposta da parte del governo che però tarda ancora ad arrivare, la regione sta tentando di spingere sull'acceleratore per poter partire. Noi non è che possiamo aspettare infinito, perché le famiglie non sanno più come fare. Quindi cercheremo di andare in soccorso, ovviamente rischiando non poco. C'è poi la questione rette a preoccupare non poco le famiglie. L'unica via di uscita in questa fase è quella di modificare le linee guida. Però abbiamo iniziato l'altro ieri. Altro fronte sul quale la Regione sta lavorando per dare risposte ai cittadini è quello dei trasporti dopo l'assalto ai treni nello scorso fine settimana. I treni non ce ne sono a sufficienza per il fabbisogno che c'è e così vale anche per tutto il resto del trasporto pubblico. Zaia ha per questo scritto al Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini. Per chiedere che ci sia una presa di posizione da parte delle regioni rispetto al trasporto pubblico locale. E tra l'altro in conferenza stampa proprio ieri era presente anche l'assessora regionale al trasporto Elisa De Berti, che ha incontrato una delegazione dei trasportatori privati e proprio ha lanciato nell'occasione un forte appello al governo. L'obiettivo è quello di arrivare nel trasporto pubblico, nel trasporto privato, così com'è nel trasporto privato diciamo degli NCC, così com'è nel trasporto privato della macchina del privato cittadino, di arrivare ad utilizzare la mascherina e di poter occupare tutti i posti come si faceva prima. L'assessore regionale ai trasporti è chiara. Oggi abbiamo un potenziamento con 27 treni, ha dichiarato durante la conferenza stampa del Presidente, ma nel momento in cui noi dal 14 giugno ritorniamo ad un'offerta di servizio che si avvicinerà, guardate, sarà dell'83-85%, ma di fatto su alcune linee sarà il 90-100% dei treni pre-Covid, io non avrò la scorta di treni per poter rinforzare e abbiamo tutta la partita economica. L'obiettivo è di arrivare a un accordo comune tra le regioni in modo che si possa tornare alle capienze originali con le dovute precauzioni. In mattinata poi anche la categoria del trasporto privato ha fatto sentire la propria voce. Quando si parla di trasporto si parla di aerei, di treni o di TPL, mai di queste aziende private che comunque movimentano capitali e investimenti e hanno dei dipendenti a cui devono rispondere. Quindi noi siamo qui a chiedere un aiuto per questi nostri lavoratori e un aiuto al settore. Un appello che ha trovato l'appoggio dell'assessore De Berti. Io chiedo veramente che l'associazione di categoria che li dovrebbe tutelare, che porti sul tavolo delle attività produttive, quindi con il collega Marcato, anche le loro esigenze, perché io ho avuto un confronto anche con il collega Marcato e mi ha confermato che le loro esigenze non sono state portate sul tavolo. E un appello al governo che parli un po' di più con le regioni, che forse le regioni riescono a far capire e a portare gli interessi trasversali di tutte le realtà del nostro territorio. E a tenere banco anche la reazione del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Flor di fronte al punteggio da parte della regione. In ogni caso Zaia ha dichiarato Flor non si tocca. Irrompe nella consueta conferenza stampa del presidente Zaia quello che ormai è stato ribattezzato il caso Flora, anche se il governatore dice non esistere alcun caso. Per capire cosa sia accaduto bisogna però fare un passo indietro e andare a vedere i punteggi assegnati ai direttori generali che vedono Luciano Flora, alla guida dell'azienda ospedaliera di Padova, all'ultimo posto. Il direttore interessato non avrebbe preso bene questa graduatoria parlando di un avviso di sfratto. A tutta la mia comprensione, solidarietà, non è un avviso di sfratto. Questa vicenda, ha spiegato Zaia, ha un aspetto umano, uno burocratico e uno manageriale. Dal punto di vista umano capisco il direttore Flor, dice il governatore. E Flor non è in discussione e lui da manager dovrà dire al mondo intero
perché va via se ha deciso di andare via, ma di certo non va via perché gli manca la sfiducia dell'amministrazione e l'amministrazione non fa giochetti per mandare via gente. È un fulmine a ciel sereno, sbagliato pensare che io possa mettere in discussione Flora e l'azienda ospedaliera di Padova, continua Zaia. C'è poi l'aspetto burocratico, aggiunge il presidente, che ricostruisce quanto accaduto spiegando come gli stipendi dei direttori generali prevedano una parte fissa e una premialità. Questo è un obbligo di legge che abbiamo. Personalmente penso che non sarebbe da dare premio proprio a nessuno. Avendo questa modalità di legge, per legge si costituiscono le commissioni che fanno dei parametri sulle quali noi siamo interdetti da qualsiasi intromissione per legge, è penale. Noi la approviamo perché la Giunta deve approvare l'esito del lavoro delle commissioni. La griglia stilata da commissioni indipendenti prevede vari parametri che vanno dall'efficienza dei servizi sanitari al rispetto di disposizioni regionali. Questa griglia con i punti stabilisce quanto del premio annuale deve essere erogato. Oggi noi stiamo discutendo della griglia delle valutazioni del 2018. È illegalità andare a prendere e sistemare i numeri. Se i numeri però vengono fuori male, e Flora ha ragione, probabilmente la griglia non tiene conto della peculiarità dell'azienda ospedaliera. Tanto ieri 2 giugno, festa della Repubblica, in realtà è stata l'occasione per il popolo delle partite IVA per scendere in piazza e partecipare alla manifestazione che è stata indetta da Lega e Fratelli d'Italia. Oggi per il 2 giugno il tripudio del tricolore con la bandiera gigante sorretta ai piedi della Torre di Mestre in piazza Ferretto dal popolo delle partite IVA e dai rappresentanti del mondo degli artigiani che hanno preso parte alla manifestazione indetta da Lega e Fratelli d'Italia. Questa è una festa, come vede, una bellissima giornata, un augurio a tutti quanti, alle famiglie, e anche speriamo che con questo coronavirus, insomma, questo autunno non torni. Lanciare le richieste al governo partendo dalle esigenze delle categorie economiche, partite IVA, imprenditori e famiglie. In piazza anche il comparto dei lavoratori della sicurezza privata. Ricordo che anche il nostro settore vigilanza è in attesa del contratto nazionale da 5 anni e speriamo che qualcuno ponga una soluzione il più presto possibile. Grazie a tutti. Molti indossando la mascherina del Leone di San Marco. Sì, perché è il simbolo del nostro territorio che ha anni di storia. Oggi anche una rappresentante del mondo dei sanitari racconta i timori e le paure vissute in reparto nei giorni del picco dell'epidemia. Avevo paura di infettare gli altri perché essendo proprio a stretto contatto anche con le persone ammalate, però niente, si va avanti e persone che soffrono hanno più bisogno della mia paura e della paura di tante altre persone. Comunque con le protezioni ho visto che siamo riusciti a gestire molto bene questa emergenza, sì. Questa dunque è la voce della gente che ha preso parte alla manifestazione indetta, lo ricordiamo, da Lega e Fratelli d'Italia, che si sono appunto mossi, mobilitati per sostenere famiglie, lavoro e quant'altro. È assolutamente un momento particolare, un momento nel quale vogliamo lanciare un messaggio forte al governo, che è quello di assistere ma soprattutto di dare risposte certe, no? I bla 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 che abbiamo visto nei vari decreti di questi mesi, si parla di 80 miliardi di euro, in realtà se qua vai a chiedere a qualsiasi artigiano o commerciante non ha visto un centesimo, quindi assolutamente a fianco di queste attività. Quindi l'intervento dell'assessore regionale Donazzan sullo sciopero della scuola indetto per il prossimo 8 giugno. Mi pare di capire che ci siano insegnanti che vogliono tornare a scuola, famiglie che vogliono riaprire la scuola, ragazzi, bambini, soprattutto i bambini più piccoli che chiedono di tornare in classe e il sindacato che decide di scioperare. Questo è diseducativo e soprattutto non serve alla scuola italiana. Ricordo una delle misure presentate poco tempo fa, più di 300 milioni investiti per le aziende per la ripresa, quindi il nostro auspicio è che il governo possa anche imparare, diciamo, dal presidente Zaia e da tutta la sua squadra della Regione Veneto.
A sostegno delle imprese e delle famiglie con nuove politiche abitative anche l'assessore comunale d'Este. È uno dei tanti temi sui quali ci dovrebbe essere maggior sensibilità, ma per tradurre questa sensibilità dovremo vedere delle azioni concrete, non fra mesi, dovremo vederle domani e questo è quello che la gente ha bisogno oggi. Le aziende hanno bisogno della liquidità oggi, le famiglie hanno bisogno di essere aiutate oggi e non fra 6 mesi, un anno, quando tutto si sarà già esaurito. È un forte appello, una richiesta rivolta direttamente al governo per avere l'autonomia del Veneto è stata invece avanzata dal sindaco, nonché presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco. Una buona festa della Repubblica a tutti i telespettatori di Rete Veneta, è un momento delicato, è una festa della Repubblica che avremmo anche quest'anno voluto festeggiare in Campomarzo, quindi lungo Viale Roma, ma questo non è stato possibile, quindi lo abbiamo fatto in forma ridotta con il prefetto in Piazza dei Signori, con un riconoscimento appunto alla nostra patria, alla nostra bandiera. Una festa della Repubblica non in grande ma in piccolo stile. Il 2 giugno arriva dopo i giorni bui del coronavirus. Patria e bandiera sono suggestioni che si fondono con la sofferenza e il dolore di un'emergenza sanitaria e sociale che fa ancora male. Così il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, rilancia il tema dell'autonomia, una riforma che avvicina il governo al territorio da gestire, gli amministratori al popolo. Eppure le ore, le settimane, i mesi, gli anni continuano a scorrere inutilmente. L'autonomia è stata accantonata da questo governo, ma il 2 giugno diventa l'occasione per rilanciarla. Il tema dell'autonomia è un tema importante, noi stiamo insistendo molto come veneti perché l'autonomia venga riconosciuta ed è stato dimostrato come nel campo della sanità l'autonomia funzioni e quindi la gestione autonoma delle risorse può portare sicuramente uno sviluppo importante per la nostra regione, non vuol dire assolutamente secessione, ma vuol dire autonomia gestionale, cioè trattenere delle risorse reinvestite sui territori della Regione Veneto e credo che la Regione Veneto sia una regione virtuosa e lo sia anche il Comune di Vicenza. E a proposito di autonomia abbiamo chiesto proprio alla gente, ai vicentini, se la sentono ancora cosa propria. 2 giugno, festa della Repubblica. Festa della Repubblica, però qui anche il Veneto è terra della richiesta dell'autonomia. Repubblica o autonomia? Autonomia. Penso anche se una cosa non esclude l'altra, perché non è che essere autonomi significa uscire dalla Repubblica. Sì, è vero, però io sono per l'autonomia, soprattutto del Veneto. Penso più all'autonomia, nel senso che specialmente noi veneti siamo più propensi per incanalare questo discorso qua che da tempo che Zaia o che altra gente si danno da fare. Abbiamo combattuto per la Repubblica, abbiamo combattuto per, o hanno combattuto come vogliamo dire, adesso vogliamo dividerci un'altra volta. Però essere autonomia non vuol dire uscire dalla Repubblica Italiana però. No, l'autonomia è consentita, per me deve essere, ogni regione deve avere la sua. Secondo me la Repubblica con quello che c'è stato prima per arrivare a questo da avere la Repubblica mi sembra giusto festeggiarlo. L'Italia è l'Italia, la storia è breve, la seconda guerra mondiale non l'hanno vinta i veneti, i piemontesi, l'hanno vinta tutti. E quindi viva la Repubblica Italiana? Sicuramente sì. Qualche minuto di pausa, ci ritroviamo subito dopo. Abbiamo ancora una notizia di cronaca, sangue sulle strade, un terribile incidente stradale avvenuto a Saccolongo, hanno perso la vita 2 amici e un terzo è grave all'ospedale. 2 amici morti mentre stavano tornando a casa dopo una giornata di feste insieme, un terzo ferito gravemente. È il tragico bilancio dell'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 2 giugno a Saccolongo. L'auto su cui viaggiavano i 3 amici è uscita di strada all'altezza di via San Martino nella frazione di Creola. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere e ai medici del 118. Le vittime sono Eliseo Rocco, 50 anni, tassista padovano residente
residente a Camin, che era alla guida della Peugeot 205, e Manuel Michelotto, 42 anni, di Mestrino, dipendente dell'Edison, che era seduto a fianco dell'autista. Ferito gravemente un 39enne di Selvazzano. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto su cui viaggiavano i tre amici durante una semicurva si sia trovata davanti un trattore con rimorchio. Tra i mezzi non ci sono stati contatti, forse proprio per evitare il grosso macchinario agricolo la Peugeot ha sbandato anche a causa dell'asfalto bagnato, finendo prima contro un muretto di un passo carraio e poi dentro un fossato. La strada è rimasta chiusa per ore per i rilievi, sconvolte le famiglie delle due vittime. Sia Rocco che Michelon lasciano due figli piccoli. E tra l'altro c'è anche un noto imprenditore del Padovano, noto soprattutto per essere stato vicepresidente del calcio Padova, tra i latitanti che sono stati arrestati a Santo Domingo e sono stati riportati in Italia. Incrocio dei dati, collaborazione tra polizie, sono 8 i latitanti riportati in Italia nonostante le rigide misure di contenimento del contagio di questi mesi dalla Repubblica Dominicana dagli uomini dell'Interpol. 7 uomini e una donna, quella che ha la condanna più lunga da scontare. Tra di loro anche Oliviero Zilio, 67 anni, imprenditore edile padovano che ai tempi di Marcello Cestaro fu anche vicepresidente del calcio Padova. L'uomo che a Santo Domingo si era ricostruito una vita, aveva una nuova compagna, è stato trovato nel resort realizzato a una 60 di chilometri dalla capitale dominicana. Proprio per la costruzione di un resort, ma in Calabria, Zilio era finito nei guai in Italia, dove deve scontare una condanna a oltre 4 anni per bancarotta fraudolenta per oltre 2,5 milioni di euro e reati finanziari. Andiamo a Torri di Quartesolo perché i carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri hanno denunciato un 50enne di nazionalità bielorussa per ricettazione e porto abusivo d'armi. L'uomo è stato notato aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio del centro commerciale Le Piramidi, è stato sottoposto a un controllo che poi è stato esteso al furgone nella sua disponibilità ed è stato trovato diverso materiale elettronico informatico, capi d'abbigliamento per un valore di 20.000 euro, oltre a un macete e a un coltello da cucina. E tra l'altro si è appurato che la rifurtiva era stata rivenuta appunto e sequestrata, era stata provento di furto all'interno di diversi punti vendita del centro commerciale. Di conseguenza per lui è scattata la denuncia. Adesso invece parliamo di case di riposo. Andiamo a Bassano del Grappa, parliamo nello specifico delle ISAC di Bassano del Grappa perché è intervenuta anche la stessa assessore al sociale Mavi Zanata, che ha richiesto a gran voce l'importanza e la necessità che venga nominato un direttore sanitario nelle due strutture. Penso che sia necessario un direttore sanitario che deve essere una persona che ha una laurea specialistica in professioni sanitarie. Perché dico questo? Una persona di questo tipo studia 5 anni i bisogni dell'assistenza e quindi conosce benissimo tutte le necessità che i pazienti possono avere, l'organizzazione del reparto e anche può trattare il rapporto con gli operatori e con i lavoratori. L'assessora Mavi Zanata accoglie la proposta lanciata sin da subito da Rete Veneta in merito alla nomina di un direttore sanitario all'interno delle ISAC di Bassano. Finalmente, diciamo noi. Peccato che questa decisione arrivi solo ora, dopo tanti, troppi decessi in piena emergenza Covid. Ma la stessa Zanata ammette una situazione molto critica nelle strutture bassanesi, ancor prima del coronavirus. Fin dal nostro insediamento erano note le criticità dell'ISAC e quindi penso che il CDA debba tener conto di questo. A questo punto arriva la domanda che tutti farebbero all'assessora. Chi è che dovrebbe nominare questo direttore sanitario? Il CDA stesso dovrebbe nominare questo direttore sanitario perché attualmente all'ISAC non c'è un direttore sanitario vero e proprio. No. C'è la direttrice Tracanzan che di medicina non ne sa nulla, quindi a questo punto è il nuovo CDA, nominato, lo ricordiamo, dalla sindaca Elena Pavan, che deve prendere in mano la situazione e fare questa benedetta nomina. Il CDA dovrebbe fare un bando e assumere una persona con le caratteristiche dette prima. Anche perché ricordiamo che il CDA agisce in maniera autonoma. Sì, il CDA agisce in maniera autonoma. Il CDA agisce in maniera autonoma, è vero, soprattutto il presidente Peserico ha sempre tenuto a precisare e difendere questa sua autonomia di gestione. Adesso però ha ben chiara la situazione. La richiesta di un direttore sanitario arriva proprio dall'assessore competente di Bassano. La richiesta arriva da tutti i bassanesi.
E adesso andiamo a Vo, perché proprio dal sindaco del comune Uganeo, che appunto era balzato ai noi agli onori della cronaca in piena emergenza Covid-19, il sindaco lancia un appello al governo, perché dice il Veneto e Vo, tutti i comuni, le aree rosse maggiormente colpite, che maggiormente hanno sofferto in questo periodo di emergenza, sono stati completamente esclusi dai fondi stanziati dal governo. Aspettavamo che quantomeno, essendo stata un po' una zona rossa, fosse stata inclusa in questa lista di comuni nei quali sarebbero stati praticamente finanziati dei soldi per ristorare, insomma, la cittadinanza e la popolazione da quello che è successo. Non è successo, la Regione Veneto non è riuscita a entrare. L'ho vissuto sulla sua pelle con i suoi 3.300 cittadini. Vo, comune isolato per 15 giorni da un cordone sanitario garantito 24 ore su 24 dall'esercito e dalle forze dell'ordine. Il ricordo è fresco, l'esclusione dei fondi stanziati dal governo per le zone rosse della penisola, che ha visto il Veneto escluso, fa male. Stiamo aspettando per vedere se succederà qualcosa, se a livello governativo ci sarà qualche ripensamento. Noi stiamo attendendo, ci sentiamo esclusi e a torto esclusi da questo ristoro per il nostro comune. Stiamo a vedere se sarà qualche. Tutti pensano che Veneto si arrangi da solo? Sì. Sono ancora convinto che il Veneto si possa rialzare da solo, ingiustamente ce la faremo, ma ritengo che questa non sia stata qualcosa che possa, diciamo, aiutare noi veneti in una situazione di crisi come quella che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo. Per cui mi auguro che ci ripensino in qualche modo, in modo diverso, per aiutare la popolazione veneta. Adesso torniamo a occuparci del bagar, siamo a Bassano, torniamo a Bassano del Grappa dopo il trasferimento in totale sordina e proprio in 224 della pala da Pontiana di Sant'Anna dai musei civici di Bassano alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere d'opposizione Roberto Campagnolo, che ha parlato di un vero e proprio furto alla città. La sensazione è che sia stato una specie di furto, insomma, ecco, qualcosa che ha visto tutta la cittadinanza all'oscuro. Beh, di sicuro la prima cittadina di Bassano era ben presente nel mettere a punto, assieme all'ex direttrice dei musei Chiara Casarin, in totale sordina e col turbo, l'operazione di trasferimento a Venezia della pala di Sant'Anna. L'ex vice sindaco Roberto Campagnolo parla di un furto alla città ed è così che la vedono i bassanesi. Quello che è successo è che, insomma, portano via un'opera che aveva un senso a Bassano e che viene portata in un posto che probabilmente non avrà lo stesso livello di valorizzazione. Tra l'altro è evidente che se la cosa fosse stata trattata diversamente, non solo si sarebbe potuto conservare la pala Bassano, ma proprio il museo di Bassano avrebbe potuto ottenere di più. Poteva essere un'occasione per risaldare quello che era il rapporto con le gallerie dell'Accademia e magari stabilire una turnazione di alcune opere, ma mantenere Bassano come il luogo là dove i quadri da Ponte dovevano rimanere. Invece è proprio grazie alla sindaca Elena Pavan che il nostro museo rischia di diventare un deposito, un magazzino. Noi stiamo diventando una specie di succursale delle gallerie dell'Accademia, succursale dove questi vengono, prendono, fanno quello che vogliono e noi stiamo lì senza dire niente. Nessuno ha fatto niente, nel senso che chi deve tutelare, proteggere e salvaguardare la città e il suo patrimonio non solo non ha fatto niente per mantenere la tela, ma se n'è liberata senza farsi il minimo problema, come se fosse roba sua, un'azione che non è piaciuta a nessuno, anzi, molti hanno sollevato perplessità sulle modalità della cessione e c'è di più. L'operazione è stata gestita così perché gli obiettivi rispetto a quello che volevano raggiungere erano altri, ma questo lo vedremo soprattutto quando ci daranno la lettera dove c'è la richiesta della restituzione della pala di Sant'Anna. Tutto tace, insomma, e anche questo silenzio da parte di chi guida la città non fa pensare a nulla di buono. E poi la sindaca parla di trasparenza. Più che altro, la prima cittadina ha reso invisibile tutto quello che riguarda la pala da Pontiana. E se non è trasparenza questa?
Abbiamo un'altra notizia di cronaca, certo non pensava ad aver rubato il portamonete proprio a un carabiniere, è finito nei guai un 21enne di Caldogno, che cosa ha fatto ieri? Nel pomeriggio si è trovato negli spogliatoi del centro sportivo Palladio, siamo in via Cavalieri di Vittorio Veneto, ha rubato dalla borsa di una persona che non sapeva certo fosse un carabiniere il portamonete con dentro soldi ed effetti personali, però il militare si è accorto poco dopo dell'accaduto, è riuscito a individuare il responsabile, l'ha fermato, ha chiamato subito i colleghi, il 112 colleghi, quindi il ragazzo, il 21enne, è stato trasportato, condotto in caserma e quindi intanto per lui è scattata una denuncia. E parlando di ripartenza, ormai è prossima la ripartenza per quanto riguarda tutte le malghe e gli alpeggi e quant'altro, ed è anche un modo per lanciare, anzi meglio rilanciare il turismo sul nostro altopiano. Mancano pochi giorni all'apertura delle malghe a Enego. Il comune dell'Altopiano ne possiede 15, una in meno di Asiago, ma tra i 7 comuni è quello con la maggior superficie destinata a pascolo. Quest'anno la monticazione sembra partire bene. Fortunatamente le malghe sono attualmente tutte affittate. C'è stata una malga che è stata abbandonata, una malga in quota, in fossetta, una bellissima malga che abbiamo appena riaffittato in questi giorni qua. Quindi tutte le malghe partiranno. Dal giorno 2 di giugno fino al giorno 7 si assisterà all'inizio e alla sistemazione dei bovini al pascolo. Sistemati gli animali, Enego attende i turisti in un'ottica diversa, trasformata non solo dal virus, ma anche dall'impatto sull'altopiano della tempesta Vaia. È stato valorizzato ancora di più in questo tragico evento il valore che ha l'ambiente, il territorio, insomma la salute è diventata veramente al centro dell'attenzione e le località come la nostra, che hanno tutti gli elementi per poterla assicurare, garantire, penso che verranno sempre più valorizzati. È un augurio, ma è una speranza, ma che è abbastanza fondata. E a pochi giorni della festa di Sant'Antonio, che si celebra, lo sappiamo benissimo, il 13 giugno, è stato avviato un progetto che prenderà il via in gennaio del prossimo anno, un percorso, un cammino proprio dedicato al santo e soprattutto dedicato ai fedeli. Naufragò in Sicilia nel 1221 il portoghese Antonio da Lisbona, per tutti Sant'Antonio. A 800 anni dal suo ingresso tra i francescani, a poco meno di 8 secoli dal suo arrivo in Italia, nasce il progetto di un cammino che unirà la Sicilia a Padova passando per Assisi, ripercorrendo i suoi passi che lo condussero prima a incontrare il 30 maggio 1221 Francesco in Umbria, poi di città in città, di regione in regione, a Padova, dove visse e morì. Antonio diceva che bisogna fare molta strada per stare soprattutto vicino a chi è più vicino, quindi questa è una frase che dice tutto. La nostra associazione si sta impegnando perché l'anno prossimo, che sono 800 anni dalla venuta di Antonio in Italia, venuta di Antonio come naufrago dal Nord Africa e sbarcato in Sicilia, sembra una cosa attuale, non di 800 anni fa, e vorremmo ripercorrere tutto il cammino che lui ha fatto da Capo Milazzo fino ad Assisi, dove è arrivato il 30 maggio del 1221, e poi a Padova. Il cammino partirà a gennaio 2021 da Capo Milazzo in Sicilia, per poi arrivare a novembre in città, toccando anche Gemona del Friuli, dove sorse la prima chiesa dedicata ad Antonio. Migliaia i camminatori pellegrini pronti. La Sicilia ci sta dando una mano, l'associazionismo siciliano, le parrocchie, le diocesi. Noi crediamo che su questo cammino saranno coinvolti non meno di 300-400 persone per regione. Le regioni sono 10, quindi il conto è abbastanza veloce da farci su. Ecco, Padova però resta sempre così, la città del cuore per chi ha grande fede in Antonio. Allora, il cammino è con Antonio e verso Antonio. A differenza di altri cammini, noi arriviamo a Padova dove c'è la tomba del santo, quindi sostanzialmente è imprescindibile l'arrivo a Padova. Un santo amatissimo, Antonio, in Italia e in tutto il mondo. E intanto proprio in questo giugno antoniano il Comune di Padova ha deciso di offrire a tutti i visitatori e ai cittadini padovani stessi musei gratis.
Per tutto il mese di giugno ingresso gratuito per cittadini, fedeli e turisti ai principali monumenti e musei di Padova, da Palazzo della Ragione al Museo Ermitani a Palazzo Zuckerman. La storia di Sant'Antonio infatti si è sempre intrecciata fin dal 1231, anno della sua morte, con quella della città di Padova, contribuendo alla formazione dell'identità cittadina. Una bellezza, quella del patrimonio artistico di Padova, che può essere riscoperta grazie a questa iniziativa. Sono escluse però dall'ingresso gratuito la Cappella degli Scrovegni e le mostre che prevedono il pagamento di un biglietto d'ingresso. Il sistema museale di Padova ha riaperto il 18 maggio in sicurezza. Gli spazi e i percorsi sono stati rivisti in modo da evitare incroci tra i flussi di visitatori, assembramenti e contatti non desiderati. Sono assicurate la sanificazione delle sedi e la sicurezza del pubblico tramite idonei dispositivi e disposizioni per l'accesso, che avviene con il controllo e il supporto di personale di sorveglianza opportunamente formato. Le sedi sono aperte dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19, ad eccezione di Palazzo Zuckerman, aperto dalle 10 alle 19. Il lunedì invece giorno di chiusura. C'è una pausa, ci ritroviamo tra pochi minuti. Rieccoci in diretta, riprendono anche tutte le attività culturali, a cominciare proprio dai musei, perché a Treviso per i trevigiani saranno anche gratuiti. Un periodo difficile per arte e cultura, la mancanza di turisti ha messo a dura prova l'intero comparto. Il turismo non è ripartito, non partirà purtroppo presto. Io spero ed auspico solo, ma è imprevedibile, che queste iniziative diano un segnale importante. Così a Treviso è stata promossa un'iniziativa importante. I musei civici Luigi Bailo e Santa Caterina saranno aperti gratuiti per i trevigiani. Intanto è stata prorogata la mostra Natura in Posa. La gente non è mancata. Un bellissimo segnale ripartire dalla bellezza e dall'arte. Oggi un sacco di gente, nonostante ci sia il sole. Offriamo la proroga della grande mostra Natura in Posa fino al 27 settembre, quindi l'opportunità straordinaria di vedere i capolavori del Cinquecento, del Kunsthistorisches Museum di Vienna, uno dei musei più importanti al mondo, e quindi la storia dello still life, della natura morta, di questo genere fantastico, delle Vanitas, per vederli qua a Treviso. Ma questo non è tutto, tante le iniziative in programma per quest'estate a Treviso, non solo. Per dare un segnale forte di ripartenza, tutta la settimana anche la grande mostra sarà gratuita per tutti, e dopo il 7, ogni martedì e mercoledì per tutti i trevigiani, ovvero chi è nato a Treviso e chi è residente a Treviso, saranno gratuiti i musei civici e le collezioni permanenti. Noi crediamo e speriamo nella ripartenza, ma per ora la situazione è difficile, ci spiega Gianni Garatti. Fino a che la gente non si potrà muovere fuori dai confini non riusciremo a ripartire. Tutti i gruppi sono stati cancellati, conferma. Abbiamo bisogno di una mano molto forte dai governi, abbiamo bisogno di un sostegno consistente, un sostegno certo che non sta arrivando, e ci stiamo arrangiando per conto nostro. Quindi insomma un'opportunità importante per tutti i trevigiani che decidono di tornare al museo a rivedere queste splendide opere, gratuito l'ingresso per loro. Vedo già che è allestita, ecco, lo vediamo assieme, sta la postazione per accogliere, questione proprio di una manciata di minuti, il governatore Zaia, gli assessori Lanzarini e Bottaccini. I microfoni sono tutti pronti, pochi minuti, e intanto come sempre arrivati a questo punto diamo uno sguardo a qualcuno dei vostri messaggi che inviate al 340 3218 806. E allora cominciamo subito con proprio una riflessione che interessa, riguarda i prossimi esami di maturità, e arriva da un docente dell'ITIS di Bassano del Grappa. I prossimi esami di maturità si svolgeranno senza alcun controllo sanitario, neanche il rilevamento della temperatura, con gli esaminandi che esporranno senza mascherina davanti ai commissari, protetti solamente da una mascherina chirurgica. Sarebbe opportuno, ci scrive questo nostro telespettatore, almeno un esame sierologico per tutti, come il governatore De Luca ha programmato per studenti e docenti campani. Poi andremo a vedere quando sarà il momento, ormai è questione davvero di pochissimo, però stanno cercando anche loro, secondo me, di capire come muoversi in questa circostanza.
E un attacco a Roma. I governanti romani non esistono. Cercansi, sono altrove, non sono presenti. Questo è il messaggio che ci ha inviato questa nostra telespettatrice. E ancora, buonasera carissimo governatore Zaia. Contenta che stia aprendo tutto, cinema, discoteche e teatri, ma quando fa ripartire le bellissime marce non competitive? Parte anche il calcio, ma le marce no, tutte annullate, fatele ripartire, grazie. Tra l'altro proprio questa nostra telespettatrice scrive in un momento decisamente caldo per le tante marce che puntualmente si svolgevano negli anni passati, tra maggio e giugno, purtroppo adesso sono state annullate perché si sa la vicinanza delle persone, la partecipazione elevatissima di persone a queste marce sono state annullate, ma insomma portiamo davvero fede e speranza, senz'altro ripartiranno il prima possibile, il più breve tempo possibile. E ancora, la democrazia vale solo quando conviene a Roma. La volontà popolare della comunità veneta, decretata da un referendum costituzionale, viene silenziata per non disturbare il comodo della casta e anche che per frutto dei nostri sudori, scrive questo nostro telespettatore, vogliono continuare ad abusare. Insomma, tanti messaggi, questo è un po' contorto che ho letto, però vabbè, che riguardano e spingono l'autonomia del Veneto. Abbiamo sentito anche nel corso del nostro notiziario l'appello che è stato lanciato proprio dal Presidente della provincia di Vicenza, l'appello al governo per questa autonomia, e abbiamo sentito gli stessi vicentini che stanno auspicando davvero che si possa ottenere l'autonomia, che lo ricordiamo più del 90% dei veneti ha approvato con un sì ancora ormai qualche anno fa. Zaia risolve i problemi dei veneti perché ha una capacità amministrativa da numero 1, scrive questo nostro telespettatore. Gli altri invece, prosegue, chiacchierano e ancora chiacchierano per niente. E adesso invece la parola passa proprio al diretto interessato, a Luca Zaia. E allora vi lascio la conferenza stampa. Cosa è successo? No, Chiara ha spiegato quali sono i segni brevi. Zaia si dice così. Qua a destra o qua a sinistra? Renzi com'è? Zaia? Renzi e Renzi. Crisanti? Berlusconi? Berlusconi. Come Zaia? È simile. Giornalisti come si dice? Giornalisti. Ah, hai visto? A posto? Morti i ragazzi. Però oggi è una bella giornata, anche perché stavo dicendo, non c'è un maschio tra i giornalisti, invece c'è tosato. Però c'è una folta rappresentanza. Aspetta anche Emiliano. Beh, insomma, no, grazie a tutti per essere qui, scusate le battute. E dicevo a Chiara che poi c'è un disegno anche dove oggi c'è anche lei. Scusate. Che sarà anche un altro giornalista, giustamente, Parmigiani. Bene, no, grazie, veramente adesso recuperiamo i minuti che abbiamo perso. Un saluto a tutti quelli collegati da casa. 695.053 tamponi, sono 5.771 in più rispetto a ieri. Persone positive sono 19.164 più 2. Le persone in isolamento sono 1.267 meno 44. Pazienti ricoverati sono 380, abbiamo avuto 5 persone in più ricoverate e sono 106 i positivi dei 380. Terapie intensive 24, siamo a meno 3. E pensate che i positivi sono 2, quindi si sta esaurendo il Covid nelle terapie intensive. I dimessi sono 3.387, i morti in totale sono 1.921, è invariato il dato, ma questo è un bel dato, no?
cioè la prima giornata, il primo bollettino senza morti, dei quali 1.379, ovviamente è invariato anche in ospedale il dato. I nati sono 70. Allora, alcune considerazioni. Stamattina abbiamo fatto una riunione con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacin, abbiamo fatto un po' un punto della situazione. 2 considerazioni. La prima, sarà data in distribuzione la lettera che ho mandato questa mattina presto al Presidente Bonaccini. Fra l'altro ci siamo sentiti ieri perché anche lui segue la diretta, ieri appena finita la diretta mi fa: senti, ma mi deve proprio mandare la lettera? L'ho detto simpaticamente, nel senso che anzi si è messo subito a disposizione per fare in modo che la Commissione a livello di Conferenza delle Regioni si riunisca subito. Che lettera? Ricordiamolo anche ai cittadini che sono a casa, stiamo parlando di una lettera nella quale io sostengo che si possa valutare e si debba valutare l'opportunità di utilizzare i mezzi pubblici con la capienza da omologazione, permettendo ai cittadini quindi di salirci, di utilizzarli in sicurezza con l'obbligo della mascherina a bordo. Del resto un luogo chiuso è già obbligatoria la mascherina, non è che uno va in treno e non usa la mascherina. Allora, se facciamo questo passetto in più significa recuperare il 50% di capienza in più, perché ormai i mezzi pubblici, vai da Vaporetto, vai al treno, vai al pullman, vai all'autobus, a tutto quello che vuoi, il tema è ben chiaro, cioè noi abbiamo necessità di recuperare. È inutile che andiamo avanti fantasticando, pensando che si possa continuare con questa riduzione della capienza per la sicurezza, visto e considerato che non ci sono mezzi alternativi e visto e considerati anche gli assembramenti che si vanno a formare ai lati dei binari nelle stazioni, che non sono assembramenti molto, fra virgolette, safe, no? Sicuri. E gli assembramenti che si formano sui pontili in attesa del bis o di chi arriverà a recuperare quelli che restano a piedi, piuttosto che con gli autobus. E peraltro siamo in un contesto nel quale manca ancora l'utenza scolastica. Quindi immaginate che se noi per un attimo pensassimo di proiettare l'utenza scolastica di migliaia di ragazzi che si riversano nel trasporto pubblico, andiamo alla totale implosione del sistema pubblico. Siccome non ci sono mezzi a disposizione per rinfoltire le corse dei treni o rinfoltire le corse degli autobus, bisogna provvedere a risolvere il problema. Guardate, non ci sono vie di uscita. Qualcuno mi dice che a livello nazionale non sono d'accordo, ma a dir di no, sono capaci tutti, a dir di sì che bisogna essere formati per portare avanti. E noi pensiamo, e sono convinto che i colleghi presidenti condividano con me, che il servizio ai cittadini in sicurezza sia doveroso, anche perché se passa il principio per cui non trovi il treno, non trovi l'autobus, vuol dire avere auto, vuol dire inquinare, vuol dire tutti i problemi che ne derivano. Ed è esattamente quello che noi non vogliamo. Detto questo, in generale, ho visto che si è scritto molto degli assembramenti del fine settimana, le foto le avete viste tutti, i video li hanno visti tutti. Allora, io considero fisiologico quello che è accaduto. Ovvio che noi oggi siamo molto più attenti, perché non eravamo abituati e forse anche la memoria non ci ha portato subito a pensare che, insomma, belle giornate, bel fine settimana, siamo al primo weekend di giugno con il ponte di mezzo, figuratevi se la gita fuori porta non la si fa, che significa andare a Venezia, che significa andare a Jesolo, che significa andare a Rosolina, vi dico tutti i posti che ho visto, ovvio che se vai in spiaggia il gestore non deve avere il DJ e fa ballare la gente nel bordo locale o metti in piedi una discoteca all'aperto in pieno giorno, perché questo è un'illegalità, non è rispettosa delle norme. Detto questo, l'appello che faccio ai cittadini, avete visto, oggi abbiamo caricato 5 persone, è un dato onestamente, statisticamente insignificante avere 5 ricoveri in più, però da un punto di vista umano e di prudenza che tutti noi vogliamo avere, dico che ci sono 5 persone che dopo giorni che non entravano più in ospedale sono state, oggi abbiamo il primo bilancio positivo, diciamo,
post anti-lockdown. Quindi io dico, utilizzate i dispositivi. E poi vorrei anche spiegare, non è che il Veneto salta di palo in frasca, il tema della mascherina, lo dico ai più distratti, vedo anche che c'è più di qualcuno di distratto, fra l'altro anche persone che dovrebbero conoscere le norme. Ricordo che il Veneto dal lunedì primo ha applicato il DPCM, non si è inventato qualcosa di strano. Noi siamo felici del fatto che tutti dicono quello che accade in Veneto accadrà in Italia, no? Perché ormai sulla partita del coronavirus, le linee guida, la mascherina sì, la mascherina no. Però voglio ricordarvi che noi ci siamo riassettati, riallineati con la norma nazionale che dice che la mascherina la porti nei luoghi chiusi oppure nei luoghi aperti dove c'è assembramento. In ristorante si entra con la mascherina, ci si siede, si toglie la mascherina. Devi andare al bagno, ti alzi, ti metti la mascherina e vai al bagno. O vai o esci per fumare se c'è qualcuno che fuma, sempre con la mascherina te la togli per fumare. Io vi dico che è fondamentale che si rispetti il tema delle mascherine. Mi spiace che ci sia qualcuno che teorizza, i complottisti ci sono dappertutto, che è tutta una farsa, che è tutta un'invenzione. E io direi che uno può anche iscriversi ufficialmente al complottismo, no? Però consegna alla sua sanità regionale il nome e cognome e magari si mette un warning che quando arriva in ospedale gli si chiede se è ancora complottista prima di curarlo, no? Potrebbe essere anche questa una modalità, ovvero l'abdicazione del complottismo, perché se uno poi si becca il coronavirus fai fatica a dire che è colpa dei marziani, perché te lo becchi. Lo dico soprattutto, perdonatemi, nel rispetto di 2000 persone che hanno perso la vita, e ve lo dico spesso, e nel rispetto di 6.500 persone che si sono ammalate con questa partita. Quindi l'invito è ancora di rispettare le regole. Noi abbiamo intenzione di allentare ancora, stiamo preparando un'ordinanza, io spero di riuscire a farla, sulla partita degli 0-3 anni, che è una partita importante, ma non solo. Anche qui sono 10 giorni che su richiesta del Veneto sono state approvate le linee guida a livello nazionale, i miei colleghi le hanno votate unanimità, sia noi che abbiamo portato in eredità, diciamo in dote questa partita, e i colleghi per solidarietà col Veneto che voleva aprire per primo le hanno approvate. Abbiamo chiesto al governo di quantomeno di vidimarle, di avallarle, di metterci sopra due considerazioni con un piccolo parere, non dico adottarle con DPCM perché qua sembra una roba che sia fantascientifica, la verità è che nessuno risponde da Roma. Bene, noi apriremo, ci assumeremo la responsabilità degli 0,3 che non è una responsabilità da poco, diamo una risposta alle famiglie, ma che si sappia che da Roma non è arrivata la minima risposta. Il problema ce l'abbiamo noi, ce li hanno anche gli altri colleghi, non so come si regoleranno, ma si andrà in questa direzione. Conto venerdì di avere un ospite sempre della sanità autorevole, vi daremo il nome in giornata per avere la conferma, anche perché sono persone impegnate, e poi volevo dirvi altre due cose, poi vi passo la parola. Intanto il risultato stiamo arrivando ai 58 milioni perché siamo a 57 milioni 717 mila, quindi, prego? 57 milioni 717 988, è una cifra paurosa, quindi ringrazio i 38.701 donatori, e dobbiamo chiuderla a 58 milioni questa partita, ci manca poco, e quindi invito tutti ancora a sottoscrivere, devo arrivare a 58 milioni. Ringrazio peraltro Serena Wines 1881, Serena Wines 1881, che è un'azienda vinicola che oggi ha donato 3.000 bottiglie ai reparti Covid, quindi agli operatori sanitari, quindi ringrazio anche Serena Wines per la donazione. C'è un paio di disegni che vi faccio vedere. Questa è una bimba, una ragazza, Anna Zampieri di 11 anni, di Salzano, quindi la ringraziamo, e ha fatto anche la Chiara. La Chiara ormai fa parte, entra in tutti i disegni dei ragazzi, e poi ovviamente sbancano i pulcini, qua
viva i Veneti, e questo è Martina di 11 anni di Conegliano, ma comunque riconoscerà il suo disegno. E poi un bimbo che ci ha mandato questo. Io vi ho detto, senza che lo dica ogni volta, che i bimbi che sono riportati qui sono bimbi che hanno tutte storie particolari, perché se no ne abbiamo. E questo bimbo che salutiamo, che si chiama Alexei Ivan Zuin, 7 anni, ha fatto una filastrocca sul coronavirus, e ci ha mandato anche un disegno, no? Il drago che mette la fiamma e ammazza il coronavirus. E quindi ringraziamo anche Alexei Ivan Zuin. Alexei Ivan oggi compie anche i 8 anni, e quindi gli facciamo anche gli auguri. Grazie. Prego per le domande. Allora, si era prenotato sempre con Filippo, poi mi pareva la Milva, Alda, no? La Zambon, Prigioni, Emiliano, Marchiori. Buongiorno Presidente. Ciao. Per quanto riguarda gli allentamenti e le mascherine, non crede che sia, come dire, poco efficace, poco convincente invitare all'uso delle mascherine nel momento in cui praticamente tutte le limitazioni e i vincoli vengono rimossi? L'impressione è che anche alla luce dei dati, oggi ci sono stati questi 5 ricoveri in più, erano settimane che insomma la curva era in discesa. L'impressione è che da una parte si dica guardate il pericolo è sostanzialmente svanito, dall'altra continuate a tenere alta la guardia, ma se stiamo parlando di aprire i centri estivi ai bambini da 0 a 3 anni, è difficile fare passare il messaggio che il pericolo è ancora in agguato. Cioè, voglio dire, capisco la necessità di avere un segnale d'attenzione, però... Io sto parlando con dei cittadini responsabili, e quel principio come per dire, guarda, siccome devi rispettare la legge, no? Allora, siccome io ho il dubbio che tu sia convinto che tu possa fare qualsiasi roba, tutte le sere invece di andare a dormire a casa tua ti mando a dormire in carcere. Allora ogni volta che vedi la cella ti ricordi che il giorno poi quando uscirai eviterai di commettere reati. Cioè non è che noi possiamo... Allora io parto da un presupposto che i cittadini siano persone per bene e che noi possiamo dare solo delle indicazioni per salvaguardare la loro salute. Allora, se i cittadini entrano nel loop di dire è finita, è andata tutta bene, sbagliano, cioè il virus c'è, abbiamo ancora quasi 400 persone in ospedale, è acclarato che il virus è meno efficace di prima, ha perso la sua potenza, però c'è. Cioè io non è che posso andare a rimboccare le lenzuola ai cittadini, dico solo che se dormi scoperto ti puoi prendere il raffreddore. Dopodiché ognuno che è nel pieno delle sue facoltà, perché io non ho mai considerato che i cittadini siano degli incapaci, sanno che le indicazioni le danno. Se poi qualcuno è convinto che è stata tutta una farsa, che non ci sia più nessun problema, si sbaglia, perché il virus c'è e l'uso della mascherina è fondamentale, è inutile piangere poi quando si arriva in ospedale. Cioè, questo noi lo dobbiamo dire. Dopodiché non è, ti ringrazio per la domanda, non è che noi siamo degli irresponsabili. Ragazzi, a un certo punto la fase 2 in tutti i paesi del mondo è iniziata, che è la fase di convivenza. Convivenza vuol dire vivere assieme al virus. L'alternativa qual era? Di aspettare forse 1 anno, 8 mesi, 6 mesi, 2 anni, che qualcuno ci certificasse che il virus non esiste più, e allora a quel punto finivamo il lockdown, ma trovavamo la gente morta in casa. Quindi noi siamo semplicemente nella fase della convivenza. I cittadini devono capire che devono usare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove c'è assembramento, dove c'è pressione di persone. Punto. Io trovo illogico di stare qui a dire, c'è qualcuno che mi scrive, ma voi dovete inasprire le multe, dovete mandare i vigili. Ma scusate, ma qui stiamo parlando di sanità pubblica.
Tanto è vero che io ho sempre detto, io non sto chiedendo assolutamente repressione, perché se un cittadino non capisce da solo che per la sua salute, cosa volete che vi dica? A proposito di provvedimenti, lei ci diceva di questa ordinanza in fase di scrittura, se ho capito bene, per i centri estivi 0-3 anni, ma parlava più in generale di, come dire, allentamenti, quindi al plurale. Ci può segnalare almeno i capitoli su cui state Ma guarda, riflettendo? stiamo riflettendo anche su alcune linee guida che possono essere assolutamente anche rivisitate da qui all'infinito. È ovvio che le linee guida andranno sempre più riducendosi. La domanda che fanno molti albergatori, ci dicono: bene, la colazione al buffet la possiamo servire? Noi diciamo sì, anche la colazione, non solo i pranzi. L'importante è che sia servita, cioè che al di là del buffet ci sia un addetto che ti compone il piatto con il croissant, con la fetta di dolce o la frittata, quello che è, e te la consegna. Ma questo vuol dire modificare linee guida. Cioè, io penso che abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per mettere nelle condizioni degli operatori di lavorare. Guardate, per me la massima soddisfazione è sentir dire degli operatori che cominciano ad avere prenotazioni. Dopodiché, se posso dirlo, magari qualcuno voleva chiederlo, c'è il tema delle frontiere. Cioè, guardate, i greci, insomma, pian piano li accompagniamo, sono partiti da state a casa, state un po' a casa, starete un po' a casa fino al 15 di luglio e continuando di questo passo i greci ci permetteranno di dire che anche loro si sono ravveduti, no? La folgorazione sulla via di Damasco accade a tutti. E i greci hanno sbagliato, o meglio, il governo greco sbaglia perché i greci la pensano come noi. È inutile e soprattutto è inammissibile che un paese che è nell'area Schengen si comporti così. Dall'altro, in Austria spero che si risolva il problema, perché in Austria addirittura hanno fondato l'Associazione Amici dell'Italia, gli austriaci hanno fondato l'Associazione Amici dell'Italia per chiedere, austriaci che fondano l'Associazione Amici, per chiedere, tra i quali anche molti parlamentari austriaci, per chiedere l'apertura verso l'Italia, e quindi è inevitabile che questo sia un bel segnale. Fra l'altro l'Austria con noi ha un fatturato, ha un PIL di 23 miliardi di euro di attività italiane su Austria, quindi tenere questa chiusura non aiuta. Quindi io spero che anche l'Austria si ravveda sulle ultime decisioni e immagino che qualche novità ce l'avremo nelle prossime ore. Dopodiché abbiamo il Ministro degli Esteri che fa tutto il resto del lavoro e dormiamo sonni tranquilli, questo è poco ma sicuro. Era strano che lei si dimenticasse una frecciata. No, guardate, io trovo inammissibile che si parli di una troica che va in giro per l'Europa a concordare aperture e quant'altro quando fra qualche settimana è finita la stagione. Cioè, ci rendiamo conto che se aspettiamo un altro po' va via anche il virus. Cioè, io mi sarei aspettato che questi accordi fossero già attivi dai primi di maggio, non sentir dire che la prossima settimana ci saranno degli incontri. È inevitabile che in Europa bisogna discutere sul fatto che si apra e con che condizioni si apra. Milva. Intanto a nome di tutta la stampa gli auguri alla dottoressa Lanzarini. Sì, volevo fargli alla fine. Buon compleanno. Buon compleanno. Più bel compleanno della sua vita in unità di crisi. Ma voleva prenotare anche il prossimo anno, ho detto aspetta un attimo. Una precisazione per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la lettera che ha scritto a Bonaccini come Presidente della Conferenza delle Regioni, la riceve Bonaccini, la gira al Governo? No, c'è una lavorazione, Milva, grazie per la domanda, c'è una lavorazione in Conferenza delle Regioni per mettere in fila tutte le regioni attorno a questa idea e dopodiché per noi diventa ufficiale richiesta della conferenza di tutti i presidenti. E da lì poi va girata al Governo ed è il Governo che scioglie il nodo sulla capienza, se si può tornare, sentito il Comitato Tecnico Scientifico che dice. Oggi è la riapertura dell'Italia Unita praticamente, quindi le disposizioni disposte qui in Veneto della mascherina nei luoghi chiusi e delle mascherine in caso di assembramento
dalle altre regioni hanno la stessa indicazione? Identica. È norma nazionale. È norma nazionale, sì. Quindi non ci dovrebbero essere nessun problema. E invece con l'Europa ancora non ci siamo, nel senso, la settimana scorsa se ne era parlato anche delle frontiere quando avrebbero riaperto. Vedo con la Francia per esempio se ne parla il 15 di giugno, anche lì la comunità europea non si è mossa, neanche, né il commissario né il Parlamento. Ma anche noi non rappresentiamo i nostri interessi a livello comunitario, cioè è fondamentale che si dica all'Europa, guarda ci vuole una regia europea, è inevitabile, no? Io non sto facendo colpa a nessuno, cioè dall'Italia non è che tu puoi aprire i confini degli altri paesi, ma dall'Italia puoi portare un'istanza e quindi chiedere che ci sia un minimo di coordinamento europeo, anche perché poi assistiamo anche a situazioni imbarazzanti dove rispetto a noi non si aprono le frontiere come fossimo degli appestati, rispetto ad altri sì. E quindi si creano i famosi corridoi, si creano le famose opportunità che poi sono delle vere e proprie sperequazioni a livello europeo. Poi se il turismo è libero per concezione, cioè pensare che i turisti possano solo muoversi secondo dei corridoi, qualcuno mi dice ma voi che sistemi utilizzate per i vostri turisti? Nessuno, noi abbiamo un sistema sanitario che funziona, siamo in grado di identificare e circoscrivere eventuali focolai, ma quello di pensare di star lì a perseguitare i turisti con dichiarazioni, con tamponi e altre robe, decisamente no. Però le compagnie aeree non sono ancora ripartite. Beh, è un problema economico delle stesse compagnie, prima ancora che un problema politico di decisione, per cui della gallina e dell'uovo, se non decidi di riaprire non metti in moto. E certo. Se non metti in moto, perché se non hai ancora deciso la capienza di un aereo, fatti i conti di quanto carburante ti serve e loro fanno subito i conti in quel senso lì, quindi non è poi solo il turismo, è proprio tutta la filiera che non funziona. Guarda, io penso che sull'aereo valga il TPL, il principio del TPL, ti siedi con la mascherina, dimezziamo le presenze, bene, in un volo di un'ora, quell'aria che comunque c'è nell'abitacolo dell'aereo, cioè è comunque un'area condivisa, giusto? E quindi la mascherina ci vuole, punto, inutile, non è che con metà passeggeri, sì, si vizierà di meno l'aria, ma c'è sempre aria, quindi è fondamentale che cominciamo anche a dare il giusto peso ai dispositivi di protezione, che hanno protetto i nostri medici nelle terapie intensive e nelle malattie infettive, dove c'erano i malati che emettevano virus. E bisogna però coordinare tutto, come dici te, il coordinamento dei vettori, quindi degli aerei, delle linee aeree e l'apertura delle frontiere deve essere coordinato dal governo, ma con un tavolo europeo, è fondamentale questo, perché questa incertezza ci ammazza. Sì, ma non è solo lo specifico del governo italiano, no. Tutti i governi hanno lo stesso problema, allora sono in mano ognuno del proprio comitato tecnico-scientifico oppure in questo momento qua non si riesce a capire? Ci vuole un coordinamento europeo. Il coordinamento europeo è in grado di stabilire le regole minimali per l'apertura delle frontiere e soprattutto dare certezza agli operatori, perché gli operatori non è che si divertono a tenere gli aerei fermi, gli operatori vorrebbero incentivare i voli, però se tu dici che la Sardegna è chiusa è inevitabile che i voli diminuiscano. Se tu invece dici guarda da quel giorno sarà aperta, le regole saranno queste per portarci i turisti, tutti si organizzano. Qui oggi stiamo veramente morendo di incertezze. Martina Zambon si prepara a Prigioni Emiliano Marchiori. Buongiorno, sempre sulla conferenza. Ciao. Sempre sulla conferenza Stato-Regioni, fra regioni prima per il TPL, avete già un'idea di una data? Ne avete parlato con Bonaccini? Ma immediata, guarda, io ne parlavo ieri col Presidente, col Presidente Bonaccini, verrà messo subito al punto l'ordine del giorno della Commissione Trasporti, che è data sempre dalle regioni, e dopodiché esce, penso, un giorno, 24 ore, 48 ore, non penso ci si metta di più. Sempre su Bonaccini, ultima cosa, ha parlato in TV di recente, un paio di giorni fa, di un piano pronto con lei e con Fedriga per promuovere le spiagge dell'Alto Adriatico. Quindi ha dato un'anticipazione da fuori regione del piano... Mi fermo all'anticipazione di Bonaccini. Ma ce la conferma o no? Ve la confermo. Quindi c'è il partito dei governatori trasversalissimo? No, non esiste ormai il partito dei governatori. No, nei fatti intendo. Esistono i problemi del turismo che devono essere risolti, però è molto di più di come ha accennato lui questa operazione.
Lui ha parlato di una presenza quotidiana sui media nazionali e internazionali del... Sì, c'è anche dell'altro. Grazie. Prigioni. Ciao. La fascia d'età, scusami, non sento. Nuovi 5 ricoverati. No, non lo so. Ve lo possiamo dire, però senza problemi. Grazie. Un'altra cosa, quando secondo lei firmerà l'ordinanza per i 03 in modo che si possano aprire le strutture dei piccolini? Guarda, io spero di chiudere questa partita entro venerdì. Grazie. Prego. Emiliano. Buongiorno. Ciao. Questa mattina sono stati insigniti 6 veneti di un'onorificenza molto importante. Sto parlando del Presidente della Repubblica e sto parlando del Cavaliere al Merito della Repubblica per i cittadini che si sono distinti durante l'emergenza. 6 veneti. Questa è una cosa molto bella, ma volevo capire queste storie, questi nomi, queste persone, questi spaccati di vita, come arrivano al Quirinale? Chi li sceglie? Lo dovete chiedere al Quirinale, noi non ne sappiamo. Non ha idea di come siano arrivati questi nomi? No, anche perché di eroi durante questa tragedia nel mondo del volontariato, tra i medici, tra i cittadini, ce ne sono tante belle storie, per cui non ho la più pallida idea. E noi non abbiamo avuto nessun ruolo su queste nomine. Per questo glielo chiedevo, perché appunto abbiamo vissuto tante storie. Ci tengo a chiarirlo, anche perché immagino che magari ci siano tanti, penso a dei medici eroi, pensate ai medici che si sono ammalati curando i propri pazienti o altro, mi metto nei panni di molti e dico, ma perché nessuno si è accorto di me? Non ne sappiamo nulla di questa storia. E faccio ovviamente i complimenti a coloro che hanno avuto le congratulazioni, scusate, a coloro che hanno avuto il riconoscimento, ma non ne sappiamo nulla. Grazie. Non so neanche quale sia stata la base di segnalazione, non ne sappiamo nulla. Grazie Presidente. Marchiori. Presidente, buongiorno. Allora, buongiorno. Alcune domande che riguardano l'utilizzo delle mascherine. Prego. La prima, più che altro tecnica, perché c'è un po' di confusione per quanto riguarda il mercato, tra chi dice consigliabile, mascherina. chi dice obbligatorio. Ok. Perché il mercato è un luogo di assembramento. Okay. Inutile che aspettiamo di trovare il banco pieno di gente per mettersi la mascherina, gira con la mascherina e chiusa lì. Perfetto. Poi, allora, questa domanda, lei prima ha detto il virus c'è, mi affido alla responsabilità del singolo cittadino, poi insomma quello che succede. Allora, la mia domanda è questa: c'è un numero o un livello che qualora fosse raggiunto creerebbe il rischio di un ritorno al lockdown, a chiusura di confini, cioè a quello che è già successo, oppure siamo in una situazione in cui c'è una preparazione, in cui si sa come intervenire, eccetera, e quindi comunque non può più riaccadere quello che... Ma guarda, allora da un punto di vista procedurale noi siamo nelle condizioni rispetto al 21 febbraio di isolare con molta più velocità e conoscenza i focolai. Focolaio dato da 2 persone che sono positive e vivono in un contesto, in famiglia, nello stesso condominio, 2 case confinanti, quindi questo è focolaio, no? Vivono nelle immediate vicinanze. Dopodiché il modello che segue l'assessore Bottacin poi se volete vi dà anche una visione, oggi non ha un dato, sappiamo che comunque, come dice sempre l'assessore Bottacin, bisogna che si ripetano delle frequenze negative per noi, per cominciare a prendere in mano il modello e vedere anche l'andamento della curva. Ad oggi la curva è verso il basso. Solo una domanda tecnica, chiedono se si può fare una donazione alla Regione tramite 730. No. Okay. No. Va bene, grazie. No, sarebbe stato interessante, ne avevamo anche pensato, che sono giorni di dichiarazione. Però no. Si può fare i gruppi di protezione civile. Si può fare i gruppi di protezione civile oppure si può fare allo IOV, se vogliamo utilizzare uno strumento del 3 per 1000 si dice? 5 per 1000 e lo fate allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, che è già iscritto, che è uno dei nostri centri, quindi comunque vanno sempre per le cure, per la sanità. Ok, ne ho un'altra solo, scusa Carlo. Prego. Parchi, ci sono alcuni comuni che ancora li stanno tenendo chiusi
a discrezione dei sindaci ovviamente. Ma sì, guardate, io penso che noi abbiamo dato le linee guida, si aprono, poi rientra nelle prerogative del sindaco decidere se vuole aprire un parco o no, ma ciò non dipende più dal fatto che ci sia il coronavirus. Per la partita coronavirus il parco si può aprire. Se poi il sindaco dice ho problemi di spaccio, ho problemi di gestione, ho problemi di sicurezza, ho degli alberi che stanno cadendo, quello è un altro discorso, però il coronavirus oggi non inficia più l'apertura dei parchi. Grazie. Ma da settimane ormai, dal 18. Grazie. Vanzà. Ci arriva? Sì, ci arriva, buongiorno. Ciao Aldo. Presidente, a proposito del turismo, ci sono molti operatori che apriranno, ma sono anche preoccupati, nel senso che temono che poi ci possano essere malati, focolai nuovi, eccetera. Stanno circolando delle voci attendibili, nel senso che alcune persone hanno effettivamente ricevuto telefonate da parte di gestori di alberghi, pensioni, in cui si dice loro: le vostre prenotazioni non sono più valide, le disdiciamo perché siete anziani. Le risulta che questo possa succedere? No, e peraltro devo anche dire che è illegittimo, per non usare altri termini, perché non c'è nessuna legge che permetta al gestore di discriminare in questa maniera. Peraltro posso dire anche roba, anche in maniera assolutamente inspiegabile, perché non c'è nessuna indicazione epidemiologica, sanitaria, tantomeno penale o di quant'altro, per cui si debba dire che tu sì e tu no nel mio albergo. Questo posso dire, spero che non sia accaduto, perché non è un bel biglietto da visita. Alda Posto, Tosato. Una domanda, una curiosità, sembra che in questo periodo lei interloquisca forse più frequentemente con Bonaccini che con Salvini. Lo dico... Non sape più cosa scrivere. Lo dico perché lo stesso Bonaccini a più riprese ha detto che insomma ha una specie di filo diretto con fa bella figura a dirlo. E a questo proposito è stato osservato anche che Bonaccini, esponente del Partito Democratico e presidente della Conferenza delle Regioni, presiede una Conferenza delle Regioni che è ormai nettamente a maggioranza di centrodestra, e che è rimasto al suo posto anche su iniziativa del governatore del Veneto. Questo è stato scritto. No, allora guardate, io ho un ottimo rapporto con i colleghi presidenti, e lo potete chiedere a tutti, anche perché ormai sono come in guerra, non sono il veterano, nonostante l'età sono quello che ha più esperienza, perché ci siamo io e Rossi. Ma al di là di battute c'è un ottimo rapporto, e figuratevi se non ce l'ho col presidente della conferenza che è un collega presidente che io conosco da quando era assessore, peraltro era assessore di Vasco Errani. Per quanto riguarda la composizione io non c'entro nulla, nel senso che a onor del vero non c'è, in questa fase ancora non si è parlato di avvicendamenti alla conferenza dei presidenti italiana. Dall'altro dico anche che ci sono fatti nella storia dove è accaduto che il governo che la maggioranza fosse di centrodestra, penso nel 2008-2010 e a seguire, e il presidente della conferenza fosse, guarda caso, un altro emiliano romagnolo, fosse Vasco Errani, che era dichiaratamente di centrosinistra. Ma queste sono congiunture astrali, insomma, ma non ho ruoli così importanti sulla decisione del presidente della conferenza, assolutamente. Però insomma mi interessa sottolineare che il rapporto è un rapporto assolutamente ottimo con tutti i colleghi, a iniziare da quelli che mi sono confinati, quindi Stefano Bonaccini, Massimiliano Fedriga, Arno Compacer, Maurizio Fugatti e ovviamente Attilio Fontana. Non è vero che sento più Bonaccini di Salvini, perché li sento tutti e due, e ovviamente per due motivi diversi.
L'ha sentito ieri il capitano Salvini? No, ieri no, ma onestamente i giorni di festa evito anche di chiamare, se devo essere sincero. Non lo faccio anche per un fatto, come si vuole, di rispetto, perché immagino che poi tutti abbiano le loro robe di domenica o giorni di festa. Lo sentirò, guardate, oggi. Sì, ho capito, ma quando erano finite le manifestazioni non era più in piazza, perché io ero qui in conferenza stampa, poi non ho. Lo sentirò sicuramente oggi. E il giorno dopo un commento sulla manifestazione di ieri, sulle manifestazioni di ieri? Guarda Milva, l'ho detto anche ieri, le manifestazioni sono tutte ben accette nel momento in cui rispettano le regole, non servono ad offendere qualcuno, quindi ci sia rispetto umano e rispetto della legalità, e penso che ci sia stata fino in fondo. Basta, cioè non ci aggiungerei altro, non ci darei altri contenuti, no? Poi era una giornata, ricordiamola, che era anche in via teorica una sorta di fine di lockdown delle piazze, no? Perché poi c'era molta gente in giro e quindi è accaduto che molte manifestazioni avessero anche tante persone. No, alla fine del lockdown era oggi, in cui sì, però di fatto era l'ultima giornata di festa prima dell'apertura, cioè, anche psicologicamente, insomma, abbiamo visto in tutta Italia cosa è accaduto, no? Spiagge, piazze, strade. Altre domande? Vanzani, Emiliano. Presidente Formula, lei la domanda che avevo fatto l'altro giorno alla dottoressa De Silvestro, e cioè noi non siamo come Veneto inseriti nella sperimentazione, ma se potessimo farlo, lei scaricherebbe la app Immuni sul suo smartphone? E nel momento in cui si chiariscono alcuni aspetti che devono essere chiariti, tanto è vero che la sperimentazione serve anche a quello. Ci sono oggi degli impedimenti oggettivi, vi tralascio la parte della quale già si è parlato molto, che è quella. Allora, premettiamo che l'app è un sistema di organizzazione della sorveglianza attiva che è fondamentale, tutti i paesi ce l'hanno, questa è una premessa. L'app Immuni ha due grandi limiti. Il primo limite, che è quello che voi conoscete, di chiarire fino in fondo il bagaglio dei dati dove va a finire. Considerate che non tutti i paesi hanno utilizzato la modalità Bluetooth tracciamento del contatto. Il secondo dato, che per me è più importante, perché io sinceramente sul tema della privacy dico vabbè, sono anche georeferenziato in questo istante mentre vi parlo, perché non ho staccato il GPS. Dico, l'aspetto più importante e che un po' mi inquieta è che non si è ben chiarito ai cittadini, o meglio a noi addetti ai lavori, cosa accadrà. Nel momento in cui ti arriva la positività, o arriva a un tuo contatto la positività, a te arriva un messaggio, ti guarda, recati dal tuo medico di base perché hai avuto un contatto con positivo. Voi capite che noi non governiamo più questo flusso. E poi, domanda, e se questo signore non si reca, mi porta in giro al focolaio? Perché magari è un irresponsabile, perché magari pensa che deve farsi 15 giorni di quarantena, perché perde il lavoro? Capite che noi sanità regionali non governiamo nulla. E poi i medici che si ritrovano i contatti che arrivano e dicono ho ricevuto un messaggio, ma noi che siamo la sanità non abbiamo contezza di quello che accade nei telefonini dei nostri cittadini. Capite che viene meno l'ossatura del piano di sanità pubblica. Guardate che non è irrilevante sta roba, perché noi dobbiamo sapere cosa accade, perché significa focolaio, significa isolamento, significa tampone, e quindi parte tutta una storia. E dopodiché, e se qualcuno si presenta dal medico e dice ho ricevuto il messaggio e non è vero? Non c'è mica l'obbligo di tenerlo il messaggio, altro aspetto non irrilevante. Capite che quindi non avendo noi il governo, e quindi mi metto dalla parte degli addetti ai lavori, non avendo noi il governo del processo, risulta impossibile gestirlo. Non abbiamo flussi, numeri, qualità dei flussi, non abbiamo georeferenziazioni, non sappiamo nulla di quello che accade. E questo è un grande limite. Guardate, io non faccio parte di quelli che dicono non bisogna farlo perché i marziani hanno deciso di controllare quante volte andiamo al bagno, dove è il water. No, io dico semplicemente che così è impossibile gestirla sta roba. Avranno fatto una gran roba di alta tecnologia digitale, ma poco pratica per chi deve gestire la sanità. E l'altra domanda, Presidente, è il giorno in cui uscirà il vaccino, lei si vaccinerebbe contro il coronavirus? Ma sì, assolutamente sì.
il vaccino, allora voi sapete, anche qui, chiariamo sta roba e dico ai Novax e ai Sivax, state seduti un attimo sulla sedia che vi dico una roba, non mi spiego. Il Veneto ha avuto, fino a quando la Lorenzin non ha deciso di demolire il nostro sistema, il sistema di vaccinazione facoltativa volontaria. Deciso col Ministero, eravamo l'unica regione, avevamo un parametro da rispettare, cioè non scendere sopra il 95% di vaccinati, se non ricordo male, ed è esattamente il piano di vaccinazioni che hanno 15 paesi europei, tra i quali la Germania, la Spagna, la Gran Bretagna, cioè la vaccinazione, l'accesso volontario, non la coercizione. Perché? Perché abbiamo basato tutto sul dialogo e sull'organizzazione territoriale, noi potevamo farlo. Questa è la mia posizione. Penso che ci sia un'immunità di gregge, penso che se c'è qualcuno che decide di non farsi il vaccino ne prendo atto, col modello che avevamo noi prima. Con quello di oggi voi sapete che a livello nazionale sono stabilite le obbligatorietà. Per quanto riguarda il coronavirus, ad oggi non mi risulta che sia obbligatorio a livello nazionale, per cui nell'atto volontario io mi vaccino. E la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri, ma quella degli altri finisce dove inizia la mia. Vi ho fatto una citazione anche oggi. Ce le vediamo prima, scusa. No, perché il Conte parla alle 18 oggi. Il Presidente Conte parla... Ah, parla alle 18. Zaia lo ascolterà. Però è più inquietante che i giornalisti... Le linee guida per Veneto, regione Covid free. Le linee guida sono quelle che abbiamo già emesso, non abbiamo delle linee guida Veneto Covid free. In chiave turistica? Stiamo lavorando su queste, nel senso che stiamo lavorando sul progetto con le 3 regioni. Voi sapete che utilizzare il termine, ve lo dico perché così sfattiamo sto piccolo segreto di Pulcinella, io volevo mettere su tutta la pubblicità sulla promozione Covid free e pubblicità ingannevole me l'hanno bocciata, per cui adesso abbiamo già un altro payoff. Non si può scrivere Covid free. Presidente, a inizio conferenza lei ha... No, è il parere legale che ci hanno dato. Prego. Dicevo, Presidente, a inizio conferenza lei ha detto io vorrei arrivare a 58 milioni, parlo di donazioni, mi si è riacceso nella memoria un cassetto in cui tenevo il rischio possibile di tassazione, si ricorda, parlavamo delle casse della salute, delle casse regionali, credo, se non ho sbagliato i conti a memoria, siamo oltre i 150, se non di più, milioni spesi, e quindi le chiedo, andiamo verso quel famoso rischio? Vorresti fare la Zaia mette tasse a tutti? No, non lo stiamo assolutamente valutando. Scusa, per aggiornare com'è la situazione. La situazione è che la Regione Veneto è l'unica in Italia dove non si pagano tasse regionali lo si fa da 10 anni, non preleviamo mediamente ogni anno 1.179 milioni di euro dalle tasche dei veneti. Però vedo siamo a 58 circa milioni di donazioni. Però sai, questa filosofia aziendale ci ha permesso di tagliare tantissimo, di fare ristrutturazioni, di guardare dentro l'azienda come si fa, come qualsiasi buon padre di famiglia, quando ci sono difficoltà nel bilancio familiare comincia a dire se vai in una stanza e esci, spegni la luce, non lasciarla accesa la luce perché consuma, cerchiamo di controllare le nostre spese. Insomma, la Regione ha fatto una bella cura dimagrante su questo punto. Ti dirò che ogni anno gli assessori mi dicono che è impossibile, abbiamo passato 10 anni, insomma siamo riusciti a fare un bel lavoro. Noi siamo in attesa, Presidente, del nuovo piano sanitario, quindi in poche parole mi ha detto anche non ci saranno... Di sanità pubblica, perdonate l'inesattezza, quindi comunque non ci saranno spese, non ci saranno più acquisti né nulla. Grazie. Prego. Martina Zambon. Per tornare un attimo all'atto, mi sembra effettivamente che siano tutti problemi molto concreti e potenzialmente dirompenti, quelli di non avere più il controllo, no? Sì. Può essere che nell'ambito della conferenza delle regioni anche su questo tema si crei una richiesta unitaria, non lo so se sia possibile, ma di condivisione dei... Allora, l'app così, Martina, non funziona. Cioè, noi non abbiamo più il governo della sanità
E se ce l'avesse qualcuno, uno dice vabbè, mi metto il cuore in pace, anche se io sono autonomista, però davanti a un problema sanitario cerco di fare il meglio per i miei cittadini. Ma non ce l'ha nessuno. Cioè, è l'intelligenza artificiale che dialoga con il telefonino del cittadino e dobbiamo lasciare tutta la responsabilità al cittadino, che può essere più o meno dotato degli strumenti può essere inquietato, tranquillo. Cioè, immaginate, recati dal tuo medico che hai avuto un contatto con un positivo, cioè scatta di tutto in testa. Se avessimo noi le liste e contattassimo noi i cittadini, abbiamo un call center che chiamiamo il cittadino, lo contattiamo, gli parliamo. Ma questa può essere una strada da percorrere? Beh, così non funziona, se non la modificano non prenderà piedi. Ultimissima cosa, giusto per dovere di cronaca, per caso ha sentito il dottor Flor da ieri oggi? No, non l'ho sentito. Era domenica, scusatemi, era festa. Non stava lavorando a un'app? Sì. Ci state ancora lavorando? Quella di biosorveglianza ce l'abbiamo anche pronta, non la vogliamo utilizzare in contrapposizione perché non traccia il contatto, quindi anche se si sovrapponesse, ve lo spiego bene, a Immuni, non c'entra niente perché noi non tracciamo il contatto, assolutamente. È di biosorveglianza, cioè dove il cittadino ci dà degli indicatori, ma ad oggi non siamo nelle condizioni di presentarla. Ma ve lo dico perché se qualcuno dice in giro i veneti fanno da sé, no, noi pensiamo che il tracciamento sia una roba assolutamente da portare avanti, però non con queste modalità, non funziona. Ma anche i medici di base vanno in crisi, cioè come fanno a gestire una roba del genere? Ci vuole un database, è difficile. Signori, se non ci sono altre domande... Poi scusatemi, se ci pensate, arriva il contatto, arriva l'SMS, cioè in teoria il medico cosa fa? Piano di sanità pubblica ordina il tampone? Ecco, a questo punto chiunque vuole un tampone dice di aver ricevuto il messaggio. Ma allora Presidente, ci faccia un attimo capire, le regioni che stanno sperimentando o che comunque hanno dato... Hanno fatto emergere questo aspetto? Hanno fatto emergere questo aspetto. In conferenza delle regioni ne avete parlato? No. Ne parlo io con i colleghi. Però, quindi secondo lei se non sarà modificato per me Veneto non arriverà? Da me non funziona così. Non esiste che noi, scusate, io non sono nessuno, nel senso che c'è la sanità, che la sanità del Veneto non ha il governo dei flussi. Quindi lei, nel caso in cui le dicessero Presidente Zaia, facciamo l'app in Veneto, lei direbbe no? Con questi presupposti no. Ok, adesso... a me, come sanità pubblica, mi crea solo problemi, non ho più il governo. Cioè non riesco più a... Noi abbiamo fatto una roba che è, come si può dire, è quasi chirurgica, no? nella cercare il contagio, e ci ritroviamo una roba che diventa una babele dove il cittadino decide se fare il tampone, andare dal medico, dice, pensate quanti diranno ma magari ho avuto anche il culo, è una roba così, cioè era in autogrill, chissà chi era sto qua, cioè, capite che con questo sistema qua non andiamo da nessuna parte, cioè, rischia di diventare pericolosa sta roba. Non sto affossando l'idea di un'applicazione, ma così non può funzionare. Sono disposto a mettere a disposizione i nostri tecnici dell'informatica che si occupano di sanità, portiamo assolutamente le nostre proposte per migliorarla, ma così non funziona. Grazie ragazzi. Un chiarimento per l'assessore Bottacini. Lascio posto a Bottacini. Un dettaglio, solo un dettaglio. I dettagli che fa... Che il diavolo si nasconde nei dettagli. No, ma questo è un dettaglio innocente. Avevo una domanda per l'assessore Bottacini poi, ma il dettaglio è questo. Se l'app che avete messo a punto in Veneto, no? Non serve per tracciare, a che cosa serve? È biosorveglianza. Può spiegare? Mi fermo qui perché se decidiamo di presentarla la presentiamo bene. Biosorveglianza vuol dire che abbiamo contezza dei contatti dove sono, dei positivi dove sono, abbiamo un servizio che diamo a tutti coloro che entrano nel progetto di biosorveglianza perché hanno l'app come interfaccia. Cioè fornisce, diciamo, informazioni più che tracciabilità, fornisce informazioni. Sì. Mi pare di capire che sia il contrario, Presidente, cioè io traccio te perché so già che tu sei positivo.
Al contrario dell'app Immuni. L'app Immuni ti avverte, l'app Immuni traccia contatti. Guarda che sei entrato in contatto con una persona positiva, mentre invece però Veneto sia io faccio la biosorveglianza sulle persone che sono già positive. Sì, ma sono isolati i positivi, certo. Quindi non devono avere contatti. Cioè è un fatto anche clinico, no? Di utilizzare l'intelligenza artificiale e il mondo digitale per poter relazionarci con i 19.000 che sono isolati, per dire, no? Però se decidiamo di scendere in campo con quest'app che è pronta, ve la presentiamo bene, perché non voglio neanche che si creino dualismi, perché noi non vogliamo, questo registrare, non vogliamo dualismi con un modello nazionale, però abbiamo anche delle esigenze nostre cliniche e sanitarie che dobbiamo rispettare. Vi basta così? Posso andare? E facciamo gli auguri all'assessore Lanzarin. Finalmente può farsi la patente, no? Allora, l'assessore Bottacin per Tosato. Mi raccomando Filippo, Oggi è come un pescatore, oggi la casa senza pesci, vedi? Ed è tutto agitato. Un tema nuovo. Il nostro amatissimo ospedale del Qatar. Abbiamo avuto qualche riscontro da... Abbiamo avuto delle telefonate con l'ambasciata dove hanno confermato, anche a seguito dei vostri articoli, confermato che stanno lavorando. Cosa vuol dire che stanno lavorando? Che hanno... Come ho detto 72 volte, lo diciamo 73, il Qatar ci ha donato quella struttura, è arrivata la struttura che non era completa perché mancavano delle parti per i motivi che vi ho detto, perché non conoscevano le nostre normative. Fra l'altro qualcosa che c'era arrivato e che loro pensavano rispondesse alle nostre normative non ci rispondeva, tipo l'impianto elettrico. Hanno, quello che mi risulta, fatto l'ordine del pavimento a una ditta qui in Italia, hanno riprogettato l'impianto elettrico, non so se abbiano già fatto l'ordine dell'impianto elettrico o cosa, e per tutto il resto noi abbiamo dato le caratteristiche che ci servivano. Per esempio i letti di terapia intensiva sono dei letti con il biocontenimento, quindi molto particolari. Presumo, da quello che so io, che vogliano fare gli acquisti qui e quindi con tutte le difficoltà del caso. Cioè, non è che se le regioni che governano la sanità hanno avuto i problemi che voi sapete per reperire letti, per reperire respiratori, per reperire mascherine, per reperire tutto, e uno Stato, o meglio un Emiro, non ha queste difficoltà, forse le ha più di noi ovviamente, no? Grazie. E con questo ci vediamo domani. Insomma, si è conclusa anche oggi la puntuale conferenza stampa. Diamo subito uno sguardo. La regia ha messo fuori la tabella, il report appunto è stato divulgato da Azienda Zero per vedere le variazioni. Beh, direi che oggi tra l'altro è una giornata buona, perché si sono registrati dalle 5 di ieri alle 8 di questa mattina 0 nuovi casi positivi per un totale di 19.164, quindi questo è un gran numero, questo 0 è un risultato più che positivo. Andando a vedere invece la tabella che interessa ricoveri in area non critica, in terapia intensiva e decessi, anche qui molto bene, perché c'è soltanto un nuovo ricovero in area non critica. Tra l'altro c'è questo meno 3 persone in terapia intensiva, quindi anche questo dato è positivissimo, e appunto 0 decessi dal 17 di ieri alle 8 di oggi in tutta la regione, negli ospedali della regione. Quindi questi sono dati che davvero fanno ben sperare. Una giornata che possiamo definire buona al momento, ad oggi. Poi vedremo anche questa sera come appunto evolverà la situazione. E intanto, tra l'altro, ieri è stata una giornata, ieri questo 2 giugno, una giornata in cui anche il mare, Jesolo, è stato preso d'assalto dal turismo. Allora vediamo com'è andata. Oggi è andata gonfie vele come ieri. Ho visto tutto esaurito.
Ah sì, ha visto tutto esaurito? Bene dai, mi fa piacere. Tutto esaurito da lei? Sì, alle 11, 11 e un quarto era tutto esaurito. Sì. Insomma, questo weekend promette bene? Ha promesso bene, sì, bene. E ieri a mezzogiorno e mezzo abbiamo fatto tutto esaurito, oggi alle 11, 11 e mezza tutto esaurito, sì. Però devi calcolare che abbiamo un quarto di posti, ecco. E quindi le prospettive per questa stagione? Se il coronavirus cambia tendenza, che ci aiuta un po', speriamo di salvare il salvabile, ecco. Almeno dare lavoro ai dipendenti e essere un po' tutti più sereni, ecco. Ma se andiamo a tutto esaurito con tutti i giorni? No, impossibile. Solo la domenica. Solo la domenica, neanche oggi è un'eccezione perché è il primo weekend bello. Cioè, domani però arrivano gli stranieri? Ma domani si viene in spiaggia e la spiaggia sarà deserta. Beh, mi auguro che arrivino gli stranieri, mi auguro che gli alberghi lavorino e noi siamo qua che aspettiamo, ecco. Ma intanto abbiamo visto le spiagge di Jesolo gremite e pian piano insomma si riparte e si riprende una vita normale. Intanto ha riaperto anche il Tempio votivo al Lido, uno stretto legame tra Venezia e la Vergine grazie a un restauro che è stato finanziato in gran parte dalla Regione Veneto. Altra data importante per Venezia, riapre il Tempio votivo in Riviera Santa Maria Elisabetta, dopo un complesso restauro fortemente voluto dalla Regione Veneto che lo ha finanziato per la gran parte dal Comune di Venezia e dal Patriarcato proprietario dell'edificio. Apre il Tempio votivo e lo fa anche per il luogo liturgico, che era una delle finalità previste dal progetto di restauro finanziato dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia insieme al Patriarcato di Venezia, per recuperare questo importante monumento della storia della città legato alla fine del primo conflitto mondiale. Si inizierà dall'uso liturgico della cripta. Il direttore dei beni culturali del Patriarcato Don Gianmatteo Caputo ha seguito passo dopo passo l'intero restauro dell'edificio. Un intervento progettuale che oltre ad aver recuperato e ripristinato la qualità dell'edificio ha anche in qualche modo voluto essere valorizzato da un intervento agli impianti e all'acustica e anche e soprattutto a quella attenzione ai colori liturgici che avrete modo di apprezzare nel corso dell'anno. Il patriarca Moraglia con il sindaco Brugnaro e il prefetto Zapparotto avevano lo scorso ottobre presentato alla città la struttura. Contiamo anche che presto possano riaprire anche le altre parti dell'edificio, quelle destinate alla sua fruizione museale, che sono caratterizzate proprio dal luogo della memoria. E prima dei saluti ricordo gli appuntamenti del pomeriggio alle 16:30 via alla ginnastica, quindi ginnastica dolce, zumba e tai chi. Alle 17:30 invece ci spostiamo a Padova per la Tredicina e a seguire la Santa Messa sempre dalla Basilica del Santo di Padova. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon pomeriggio a tutti voi, arrivederci.